in onore tuo. Diego Liberi pensò, disse però devi scrivere anche io sono napoletano. Infatti nella giornata del 2017 del 5 luglio, quando gli fu conferita la cittadinanza onoraria napoletana, Diego disse io non sono diventato napoletano oggi, ma io sono diventato napoletano il primo giorno che sono arrivato a Napoli, quindi sono un napoletano in più. La mia presenza oggi qui è per dare un omaggio al nostro sindaco, perché secondo me dopo aver dato l'omaggio al Calcio Napoli e al presidente De Laurentiis, donando la statua di Diego all'interno del nuovo Maradona Stadium, è anche giusto che Maradona ritorni dove c'è stata la promessa e soprattutto dove Maradona era diventato cittadino napoletano. Quindi oggi la mia presenza qui è per dare l'omaggio giusto al sindaco di Napoli, che Maradona ci sia anche qua una copia della statua come nello stadio Diego Armando Maradona. Sì. Allora, no, che cosa dire in più di quello che già ha detto Stefano Ceci con l'assessore della mia destra? Diego non ha bisogno di essere commentato, ha bisogno, secondo me, di trovare una sua definitiva, giusta collocazione su questo territorio. E questo lo si può fare con un progetto che Stefano Ceci ha portato al sindaco nella giornata odierna, e il sindaco ha avuto una idea molto calzante di che cosa fare, però io non voglio anticipare nulla, né voglio levare il velo a questa idea molto bella, e quindi io passo la parola al nostro primo cittadino. Stefano Ceci per questa bella iniziativa, ma anche per l'impegno con cui, devo dire con grande rispetto, sta onorando la memoria di Diego Maradona. Questo credo che fa onore a Stefano e fa onore al grande personaggio che è stato Diego Maradona per il calcio mondiale e per la nostra città, che è un grande patrimonio di tutti che noi dobbiamo tutelare, onorare e difendere. Questo è quindi il modo con cui lo onoriamo, rappresenta un grande valore. Stefano lo sta facendo, quindi lo ringrazio a nome di tutti i napoletani. Ringraziamento a Aurelio De Laurentiis e alla società Calcio Napoli, che con l'impegno sportivo manageriale sta portando avanti questo grande progetto sul calcio a Napoli, e insieme, devo dire, perché abbiamo ragionato insieme su questa cosa, tutti noi credo che vogliamo fare in modo che il ricordo di Diego Maradona rappresenti non solo per i napoletani, ma rappresenti per tutti quelli che amano lo sport, per tutti quelli che amano lo sport come una grande palestra che consente di diventare vincenti. Noi abbiamo bisogno di una società in cui bisogna riscoprire il senso dell'opportunità, fare in modo che tutti che hanno un talento possano raggiungere il massimo del risultato possibile. E Napoli è un luogo dove questo è possibile. Diego Maradona è uno che questa cosa l'ha fatta, l'utilità che questo progetto proposto da Stefano, che si possa poi realizzare un luogo, si possa identificare un luogo di Napoli dove poter posizionare questa statua, che diventi poi patrimonio collettivo dei tifosi, non solo ovviamente all'interno dello stadio, che è la casa dello sport napoletano, dello sport calcio, ma all'interno della città,
che noi possiamo identificare un luogo, pensavamo a un luogo dei nostri quartieri, non del centro, ma dei luoghi che non chiamo quartieri della periferia. Io dico quartieri di Napoli, dove poter identificare un luogo dove questa statua si possa collocare e dove si possa veramente immaginare che quello diventi il posto uno dei posti della città, perché poi ce ne sono altri. È meglio che lo enunci subito questo posto, perché altrimenti si fanno avanti tutti i quartieri. La nostra idea è di una fare sequenza di richieste e di no che poi sembra sgradevole. La nostra idea è di farla Scampia questo insediamento, perché Scampia, che ha rappresentato nell'immaginario collettivo il posto delle maggiori difficoltà della nostra città, devo dire non lo è, perché noi conosciamo gli abitanti di Scampia e sappiamo quanto valore, quanto lavoro, quanto impegno c'è in quei posti. Però realizzare lì a Scampia questo luogo dove noi possiamo mettere questa statua e dove si possa anche onorare la memoria di Diego Maradona è anche un modo per, diciamo, segnare questo senso del riscatto. Cioè, noi abbiamo una città, dei luoghi, delle persone, noi stessi che No, non chiudete, non chiudete. Non chiudete, no. Diteci voi quando siete pronti. Sì, facciamo una foto con l'oggetto. No, magari Se no la si può prendere la mantenetela che è meglio. in mano, La mantenetela, stringetela un po', stringetela un po'. Assessore, si avvicina un po' per piacere pure al centro, grazie. davanti a voi. Di qua, grazie. Presidente, Assessore, grazie. può lasciare un attimo la mano, se no non si copre rimanendo lì dov'è, grazie. Presidente, un attimo davanti a lei per favore. Presidente davanti. Che saranno lanciate. Guardate che bella la scatola. Prima facciamo vedere la scatola. La mano, scusa, davanti all'assessore. Attenzione, allontanatevi un po', non vi avvicinate per favore. Scusate, camere, se fate un passo più in là. Un attimo qua al centro, in basso. Presidente, se ci guarda pure lei. A sinistra, grazie. Questa è una scatola. Adesso Era quello guardate poi questo per dare i calci nel culo a tutti quelli che si rompono le scatole. Questo è il primo lotto 000 di 500 piedi. Presidente davanti. Da noi? Che è una serie limitata. Un attimo qua. Piede sinistro. Sindaco, Diego Armando Presidente. Maradona. E questo è un mio regalo. Cioè, ci guardi anche lei davanti. Grazie. Presidente. Ne abbia Perfetto. Struttura che andrà collocata in quel di Scampia, di cui adesso lui vi mostrerà un sample. Questa è una grande anteprima. Questa è un'anteprima mondiale. Però tu la vuoi far vedere poi perché sì. L'opera sarà questa. Questo è il piede vero, Di Diego Armando Maradona. E questa è l'opera che diceva prima il signor Sindaco di fare questa scultura, ovviamente dalle dimensioni diverse, per rivalutare la zona di Scampia. Quindi insieme al sindaco
che insieme al Presidente e ovviamente agli assessori e gli altri che ci daranno il loro supporto, l'idea è quella di fare un piede gigante di Diego Armando Maradona come opera e come scultura. Poggio qua così magari... Presidente, se è possibile una foto dall'altro lato, sta proprio contro luce. Sì, ci la portiamo un secondo, Presidente vicino. Allora, grazie. Madonna. Sindaco. Bene? Al centro? Sì, che solo a spostarvi un po' perché l'hanno fatta di là. Guardi, con il nostro sindaco non si sente, con il nostro sindaco noi ci siamo praticamente confrontati prima che lui venisse eletto e si è configurata subito una bellissima intuizione, quella che per decidere bisogna essere in pochi, massimo in due, una parte e una controparte. E il sindaco mi disse, e mi ha ripetuto successivamente, guarda che dello stadio me ne voglio interessare io e soltanto io in prima persona. Quindi io non ho assolutamente invaso il suo campo d'azione, perché quando un sindaco viene eletto in questa città ha bisogno di almeno 7-8 mesi per capire che casino è questa città. Sì, uno lo sa, ma non lo sa. O vorrebbe non saperlo, perché è un atto d'amore verso la città che uno fa, una consacrazione di se stessi ad una città che è come una piovra che ti risucchia in tutto il caotico non fare di decenni, che però riguarda anche il paese. Allora, però, il sindaco che è stato anche ministro e quindi conosce le regole del dover amministrare il paese, cosa ha fatto? Si è fatto assegnare da Roma una persona perfetta per il bilancio, perché questo comune è sempre stato, come il comune di Roma, disastrato per i bilanci. Diventare un bellissimo stadio, ma dobbiamo studiare tutte quelle che debbono essere le collaterali problematiche perché uno stadio possa funzionare al top. Quindi viabilità, servizi e trasporti a qualunque ora del giorno e della notte, possibilità di far vivere una struttura 7 giorni su 7. Quindi non è che con la bacchetta magica, perché queste sono tutte cose facili a dirsi. Poi in una città e in un quartiere come quello bisogna trovare le opportune, diciamo, volontà, che le volontà poi sono anche di chi abita in quel quartiere, no? Per cui tu non è che gli puoi disastrare la loro vita, perché lì dentro, sì è vero, c'è il simulacro del calcio, del tifo, ma ci sono anche quelli che magari non sono tifosi, che sono simpatizzanti, ma che non vivono per il calcio Napoli, e tu li devi rispettare, non gli puoi assolutamente distruggere una vita, perché quelli magari ci hanno messo anni di risparmi per comprarsi una casa in quella zona, e quindi uno deve poter concertare le cose in maniera possibile, con il rispetto per tutte le componenti, ma soprattutto quello che a me piacerebbe fare è abbandonare l'idea del vecchio. Cioè io sono uno, voi l'avete sempre detto, che sono un visionario, nel senso che ho sempre avuto una vision, cioè tutto quello che io vi ho predetto, pur non appartenendo al mondo del calcio, come cultura precedente a questa mia esperienza che ormai è di 18 anni, tutto quello che io vi avevo preannunciato si è avverato. Possono dire le sovrintendenze d'Italia, che sono molto limitanti purtroppo, ahimè, e se non ci sei amico
ti creano dei percorsi impossibili da valicare. Allora, se noi potessimo mettere seduti tutti quanti in un concerto unico e dire: lo vogliamo fare? Vogliamo arrivare a meta? Bene, allora tutti quanti dobbiamo essere d'accordo. Non si deve alzare colui il quale impietosamente per lui, non per noi. Io delle volte mi diverto, mia moglie mi dice: ma tu leggi ancora tutta questa rassegna stampa? Sì, amore, sono 200 pagine ogni giorno, ma mi diverto come un matto. Mi diverto come un matto perché io riesco a percepire, ogni tanto ci sono dei personaggi che magari non sono dei giornalisti di quella determinata testata o di quella determinata televisione, che però sono ospiti, e nel loro essere ospiti, per un gettone di presenza, dicono delle cose, perché siamo in un mondo dove siamo tutti quanti in una repubblica basata sull'espressione, sulla libertà di espressione. Tutti hanno il dovere e il diritto di esprimersi, anche a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che sono quelle che mi fanno molto sorridere e divertire, perché se uno fosse sempre razionalmente rappresentato, che noia, no? Quindi io sono convinto che con il nostro sindaco, per dare una risposta più ampia possibile, in maniera tale che non me ne facciate delle altre, sullo stadio credo che insieme troveremo il modo per poter fare uno stadio all'altezza non dei tempi attuali, ma anche che possa convivere con i prossimi 20 anni, 30 anni. Sindaco. Una parte di progetto va rivisto, già l'ho fatto, con gli stessi che hanno fatto lo Juventus Stadium, quindi voglio dire, si può partire da lì, partiamo da quella base e già parecchio è fatto. Addirittura 12 anni fa con Piva senza microfono, se non sentiamo quello che dice. Addirittura 12 anni fa con Piva a Milano già facemmo una serie di altri progetti per quanto riguardava il San Paolo di Napoli, oggi Maradona. E quindi voglio dire, non è che noi non ci abbiamo studiato, però poi abbiamo trovato la difficoltà che probabilmente in questa città, che credo di non dire una cosa terribile, andrebbe in qualche modo ricostruita. Questa è una città con pochi uguali nel mondo, e se uno ricostruisse in maniera funzionale sarebbe una delle città con il maggior fatturato pubblico e anche privato che si possa immaginare. Questo è un dato. Vabbè, ma non è Microfono. cioè mantenere il terzo posto o addirittura avere una fortuna che forse è impossibile sbendare come idea è difficile, però voglio dire, vediamo, giochiamocela, perché se qui esce da questa conferenza che non bisogna più combattere con il coltello tra i denti, è sbagliato concettualmente, perché sembra che se no i campionati non siano accettati fino alla fine, mentre invece quest'anno noi abbiamo avuto sia in coda che in testa forse il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. Sì, ecco, no, la domanda era questa. L'allenatore ha detto che lui vede il suo futuro sulla panchina del Napoli, e lei stesso ha detto che Spalletti ha un contratto lungo. Però le chiedo, il contratto lungo di Spalletti è è quello che salda il vincolo di Spalletti sulla panchina del Napoli, o c'è anche un rinnovato bonus di fiducia da parte sua nel futuro? Guardi, secondo me voi mi fate sempre molto divertire, perché vi volete vestire sempre con i panni dell'imprenditore o dell'allenatore. L'allenatore è un dipendente di altissimo livello, di altissimo standing,
non l'ho preso qui per fare bubusettete, l'ho preso perché era il signor Spalletti, e ho fatto un contratto che ho sempre dichiarato essere un contratto di 2 anni più un'opzione a mio favore che nel momento io dovessi credere che vada esercitata garantisce un 3 anni. Allora, poiché a un certo punto nella storia i rapporti con delle situazioni ambientali che sono situazioni particolarissime come quella calcistica o addirittura di una città come Napoli e di una tifoseria relativa da stadio, perché poi le tifoserie si dividono in quelle da stadio e in quelle invece non da stadio, che rappresentano la tifoseria più generale dello stadio virtuale. Lei lo sa che la Nielsen ci ha certificato 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale, dico, quindi pensi lei a dover interagire ogni volta, perché voi dite sempre che noi non siamo organizzati, che in fondo manca Tizio, manca Caio, si vede che ci sono molti che si vogliono far assumere, no? Per cui vi spingono, vi danno dei gettoni di presenza per far dire delle cose che lo stadio, no, perché poi De Laurentiis ha una gestione padronale, da padre e padrone, perché scusami, io mi interesso delle mie cose, io quando faccio un film o una serie televisiva sto là, quando ho deciso di fare i gelati sto là, quando ho deciso di vedere come far funzionare le sale sto là, quando sto facendo in America, anche se non ci posso andare, io sono connesso video sempre durante tutta la giornata, ho 350 operai che stanno lavorando lì su una cosa mia, quindi voglio dire, ogni tanto io leggo qualcuno che evidentemente non gli gira bene, perché il caffè che ha bevuto gli ha lasciato una punta di acidità nella gola, e quindi dice delle cose o sentenzia delle cose che non stanno nel cielo e nel terra. Però per quanto riguarda Spalletti sta lì. Adesso si è fatto una casa Spalletti? No. Beh. Quindi È provvisorio? no, è lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima. C'è una bellissima canzone di Gianna Nannini che parla dell'anima, no? E quindi se lui a un certo punto sentirà che questa anima sua si è tinta di azzurro, non ne potrà fare a meno. È come il caffè, la mattina la prima cosa che pensi al caffè, e se fa schifo ti arrabbi pure, no? Allora, lasciamolo lavorare, lasciamolo ambientare. Vedete che io per 8 mesi non sono andato in televisione, non ho rilasciato interviste, non ho voluto fare dichiarazioni. Perché? Perché anche per me c'era la necessità di conoscere l'allenatore e l'uomo. E secondo me l'allenatore è formidabile e l'uomo è un uomo serio, quindi nulla da obiettare. Sono due cose che mi fanno dire: Aurelio, anche questa volta hai fatto centro. Notturno di cenare con i giocatori, di parlare loro, perché evidentemente con le 3 partite non ho visto la grinta a cui lei faceva riferimento. Vi chiedo, i vostri calciatori si erano un po' persi, cioè che cosa No, io ho capito una cosa molto semplice, che io devo spostare la filmata a Napoli. È chiaro il ragionamento? Io devo spostare la filmata a Napoli e io almeno 3 volte a settimana devo stare lì. Devo stare lì quelle 2 ore che mi fanno praticamente intervenire laddove vedo che c'è un minimo di non sentiment, di defiance che può partire da un reparto piuttosto che da un calciatore, piuttosto che da una situazione familiare, piuttosto che dal gruppo di allenamento, perché il gruppo di allenamento, perché non vi dimenticate il fatto che da Spalletti più 7 persone sono 8 persone, sono 8 famiglie, sono 8 problematiche, sono 8 situazioni che uno lascia in piedi, perché quello che voi vi dimenticate
E questi mica sono delle marionette, questi hanno delle famiglie che hanno lasciato uno di qua, uno di su, uno di là, lo stesso Spalletti, cioè due figli grandi, ormai autosufficienti e indipendenti. Poi c'è una bambina di 10 anni e una moglie che vivono a Milano. E quindi voglio dire, non è una situazione sempre facile, perché per voi esiste soltanto il calcio probabilmente, ma gli altri si portano dietro anche un universo che non è fatto solo di calcio, fatto di famiglie, di problemi, di far crescere i figli, di farli studiare, di farli educare, di avere delle amanti, di non averle, di avere dei divorzi, di non farli, cioè ci sono problemi di cui voi non vi fate mai carico, gli altri sì.